Primo step per l'allentamento delle misure anti-Covid che riguarda anche i mezzi pubblici, perché da domani non sarà più necessario esibire il Green Pass né base né rafforzato, mentre continuerà l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al 30 aprile. Primo step che suona come una rivoluzione, visti i 2 anni lasciati alle spalle. Da domani in vigore le nuove regole per viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, a partire dalle capienze al 100%, che permetterà la cessazione di corse aggiuntive. Rientreranno anche i lavoratori, non ci sarà più l'obbligo di Green Pass rafforzato per gli over 50, ma rimarrà fino al 30 aprile quello base, cosa che per SVT dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di operatori assenti, in quanto inadempienti alle normative, numero che nel mese di marzo si attestava sulle 11 unità. Di conseguenza dovrebbe ridursi anche il numero delle corse sospese, pari circa allo 0,5%. Dal 6 dicembre 2021, quando è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass, dei 30.000 vicentini controllati negli autobus, solo il 4% è risultato privo del certificato verde. Alla vigilia della riapertura, il sospiro di sollievo sembra d'obbligo, nonostante spaventi la possibilità che il virus rialzi la testa. Io sono d'accordo nei mezzi pubblici che dobbiamo ancora tenere una certa sicurezza, perché vediamo che i numeri non sono abbassati ma aumentano, visto che ci sono anche altre persone che sono entrate senza vaccini. Un po' di sicurezza ci vuole ulteriormente. Penso che sia una bella conquista e speriamo che tutto proceda bene e siamo positivi sempre, ecco, che tutto svanisca. Quindi in autobus però bisognerà continuare a tenere la FFP2. Io personalmente la tengo. Prima troppo, adesso niente, un po' di più riguardo. Comunque le mascherine FFP2 saranno obbligate. Sempre le porterò. Sì, perché vuol dire che siamo arrivati alla fine. Spero almeno.